Buon pomeriggio da Luigi Falqui con le immagini a cura di Andrea Farris in diretta dal campo di via Crespellani a Molino Beciu per la sfida tra il Sant'Elena e il Tortolì, valida per la 28esima giornata del girone A di promozione. Uno scontro ad alta quota con il Tortolì che vuole rispondere alla vittoria di ieri del Lanusei in casa contro il Pirri. Nine sul pallone, c'è anche Pinna, ma si andrà immagino corto. Una bella apertura facile sulla sinistra, poi il tocco di prima, arriva Minerva, Forense, la palla passa di testa, Ferro non è riuscito a deviarla in porta. Timpanaro, bella finta e poi il cambio intelligente verso Contu che mette giù, arriva a vedere una mano, Contu si prende il centro, ragiona, sceglie Acosta che cerca la porta, la tiene lì in due tempi Serra, strappa gli applausi. Ferme sulla parità anche le rivali di Tortolì e Sant'Elena, mentre Orru fino in fondo e ancora vive l'azione con Contu. Doppio passo, destro deviato, ancora Contu, la palla può essere ancora viva, Marcos Pereira prima di Ferro, bella giocata di Orru, gioca ancora il Tortolì che guadagna il calcio di punizione da una buona mattonella. Campanile che serve a poco, ancora non benissimo Forense. Ferro vorrebbe girarsi, Ferro D'Agostino, l'ha controllata D'Agostino, giocata e alla fine viene murato. De Si può controllare, arriva Timpanaro, Timpanaro ci mette la testa, Timpanaro, chance per lui per il Tortolì, Timpanaro, alto, la mette sul fondo, palla lunga, Orru di testa avanti, Minerva può pensare al tiro, calcia infatti deviazione, Ferro si gira, Doumbouya salva i suoi e la blocca, era tutto buono, era in posizione regolare Gonzalo Ferro, tanto ha fischiato Fonnesu, Rosso che gira, colpo di testa, palla che resta lì, se la cava il Sant'Elena che prova anche a ripartire con Ferro che mette giù, passa su lui Ferro nella di rigore, arriva D'Agostino in mezzo, idea per lui, un po' lunga. E Doumbouya però non è uscito con i tempi giusti, D'Agostino col pallonetto, Ferrari si oppone, cambia posto con Contu e Contu invece l'uomo a rimorchio, controllato da Boi, occhio però ai movimenti in area, ancora cross lungo, Marci che non ci arriva, lamenta il fallo, rigore, calcio di rigore, sliding door della partita. Ha fischiato Fonnesu, Paraserra in due tempi la fa sua, si resta 0-0, Serra salva il Sant'Elena, Cioflas perde la grande chance per portare avanti il Tortolì che prova a cercare dentro l'area, trova Oses, ancora Orru che si deve difendere, Oses è in fuorigioco, non può andare da lui Orru, 1-2 con Serra che si chiude, Orru in mezzo, Serra l'ha fatta sua, cross teso che gira, colpo di testa e rete, è passato avanti il Sant'Elena con Piras, vantaggio Sant'Elena proprio nel finale, poi l'abbraccio lì con immagino col culo della società, ma soprattutto tutto il Sant'Elena lì. In porta Jesu! Prima l'assist e poi questa bellissima punizione per mettere il punto esclamativo sulla partita. Il Sant'Elena fa 2-0, il Sant'Elena si prende i 3 punti con il destro delicato di Jesu che è diventato il protagonista nel finale. E quindi si va avanti, anzi no, Fonnesu dice che va bene così, a Molino Beciu il Sant'Elena vince contro il Tortolì 2-0 nel finale, i gol di Piras e Jesu.